L'evoluzione finanziaria e le prospettive del comune di Porto Empedocle dopo il dissesto. L'intervista alla sindaca Ida Carmina, Gloria Scafè. È stato meglio il dissesto che non, per esempio... Nel mese di ottobre 2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario nel comune di Porto Empedocle. Una profonda revisione della contabilità acclarava che i conti non erano affatto in positivo, ma c'era un disastro. Da allora, avendo fatto chiarezza, la situazione è molto migliorata, commenta la sindaca empedoclina Ida Carmina. Fatta chiarezza si è potuti addivenire alla ricostruzione dell'esposizione debitoria guidati anche dall'OSL, dall'organismo straordinario di liquidazione che ha elaborato una massa passiva. Noi abbiamo avuto l'istanza all'ammissione di 170 creditori per un importo di circa 21 milioni e mezzo di euro di debiti. Sinora l'OSL ne ha ammessi e certificati circa 16 milioni, ma è sempre in evoluzione. E la cosa positiva della dichiarazione del dissesto è che invece di pagare tutti i 16 milioni e mezzo di euro di debiti accertati, perché ce ne potrebbero essere di più, noi ne pagheremo la metà, quindi all'incirca 7-8 milioni di euro, con un risparmio nei confronti dei cittadini del comune che non si vedranno esposti a pagare debiti per una somma così grande che magari non poteva essere riassorbita facilmente viste le casse del comune, ma subiranno per metà gli effetti dell'esposizione debitoria. La sindaca è intervenuta inoltre sulla vicenda del pagamento degli impiegati. Fra l'altro con l'evoluzione, l'accertamento eccetera eccetera c'è un maggiore ordine, abbiamo portato un maggiore ordine nella contabilità delle spese perché noi ci siamo attenuti alle regole. Infatti i impiegati dal dicembre del 2016 quando abbiamo trovato appunto quel mare magnum di disastro, invece poi sono stati pagati regolarmente ogni mese con qualche minimo ritardo, ma ci sta visto che noi non usufruivamo di anticipazione di tesoreria, e più o meno siamo riusciti a pagare mensilmente le fatture per gli operatori ecologici, anzi abbiamo pagato più fatture rispetto ai mesi in cui noi siamo stati qua, quindi recuperando parte dell'arretrato. Ora le cose si stanno sbloccando appunto in ragione di questa chiusura, fra virgolette, delle operazioni contabili anche da parte dell'OSL, per cui abbiamo delle nuove interlocuzioni con il tesoriere e l'Unicredit, quindi mi sento di dire che possiamo andare avanti con maggiore tranquillità e stabilità in questo comune.